Chi l'avrebbe mai detto? I consiglieri regionali veneti tra i più pagati in Italia, secondi solo alla regione a statuto speciale Sicilia che fa un po' storia a sé. Ebbene succede proprio questo, non solo i residenti di Palazzo Ferrofini guadagnano ben di più di altri colleghi in giro per la penisola, ma in molti casi i soldi che entrano nelle loro tasche sono superiori a quelli del presidente Luca Zaia. Oggi ci sono un sottobosco di cariche e carichette che permettono di guadagnare a qualsiasi consigliere regionale più del presidente della regione. Ma facciamo un po' di ordine con i freddi numeri. Nel dicembre 2016 lo stipendio netto del governatore era di 8.270 euro, inferiore a quanto guadagnato sempre nello stesso mese dalla gran parte degli altri consiglieri, come Alessandra Moretti del Partito Democratico con 8.551 euro e il collega di partito Bruno Pigozzo, per lui 8.566 euro, o gli 8.554 di Maurizio Conte della lista Tosi. Solo per fare qualche esempio, perché la lista sarebbe molto più lunga se si considerano poi i monogruppi che crescono in consiglio regionale con un unico componente che proporzionalmente ai gruppi più numerosi ha a disposizione un budget più elevato. È il caso di Sergio Berlato di Fratelli d'Italia o Marino Zorzato di Area Popolare Veneto con 8.549 euro netti o di Giovanna Negro, consigliere regionale del Veneto del Fare con 8.555 euro. Tutto ciò si spiega con l'esistenza di un trattamento indennitario fissato dalla legge regionale che prevede compensi integrativi. Fatto sta che qualunque sia il motivo di tali compensi, la discussione su un taglio degli stipendi rimane sempre accesa e oggi, con questi numeri alla mano, forse ancora di più. Abbiamo fatto la nostra proposta di legge, abbiamo continuato a combattere ogni singolo giorno da quando siamo entrati in regione e finalmente qualcosa si sta muovendo. Infatti è partita una sottocommissione proprio per andare a tagliare i costi della politica.